Case di riposo comunali, non si placa la bufera sulle due Isac di Bassano del Grappa, balzata agli onori della cronaca dopo l'aumento di contagi da Covid che si è registrato negli ultimi tempi e di cui vi abbiamo dato conto nei nostri telegiornali. La questione è finita sul piatto della quarta commissione consiliare, la cui convocazione era stata chiesta con urgenza dalle opposizioni, in realtà convocata solo dopo più di 10 giorni. 10 giorni fatali per le due strutture. Qui sappiamo per certo perché comunicatoci dai familiari di alcuni anziani ospiti che, in pieno regime del terrore, hanno chiesto di restare anonimi, non sono stati creati gli appositi spazi dove ricoverare i positivi al coronavirus. Questo ci risulta allo Sturm: 57 ospiti e 13 operatori positivi su 81 persone contagiate in totale nelle due ISAC. La scorsa primavera il presidente del CDA, Clemente Peserico, in pompa magna aveva illustrato come nelle case di riposo che gestisce i locali fossero stati ben divisi in aree ad hoc per evitare ogni contagio. Si dice che la storia sia maestra di vita. Ma non in questo caso, verrebbe da dire, perché in questa seconda ondata di pandemia allo Sturm, come ci è stato segnalato con fortissima preoccupazione da parte dei figli di un anziano ricoverato, ci sarebbe quella che possiamo definire promiscuità, cosa ovviamente smentita da chi dirige le strutture. Forse è vero, nelle ultime 24 ore queste aree sono state realizzate, ma non cambia la situazione, perché è stata comunicata ad esempio la positività ai familiari quando ormai la bomba era scoppiata. Il numero di contagi parla chiaro, altro che trasparenza tanto sbandierata. Ma cosa si sta aspettando? La prima cittadina che ha nominato il CDA delle due case di riposo comunali vuole muoversi e prendere una posizione? Vuole evitare che i nostri anziani ci rimettano perché il presidente di un consiglio di amministrazione preferisce tacere e dire mezza verità? Vuole che le due strutture comunali si svuotino totalmente? È ora di agire.